Vincenzo e la sua mediana, quindi un'altra dimostrazione di quelli che sono i passi e l'interpretazione appunto delle varie suonate. Mondo delle Laumentas, cosa succede nel Sulcis, o meglio cosa è successo nel Sulcis? Giulia Vaccargius, dottoressa in lettere moderne e tesi in etnomusicologia, ci darà adesso la possibilità di capire esattamente quali sono le dinamiche che si svolgono in questa parte di Sardegna. Ci sono alcune foto che rimandano ai suonatori di Laumentas del Sulcis, molte sono state interpretate male, forse sono speculari, c'è tutto uno studio. Anche lì, Giulia, vogliamo sentire te. L'applauso per Giulia Vaccargius. Affinché fosse presente anche una rappresentanza del nostro ballo. Innanzitutto è necessario, al di là di quella che è stata la mia esperienza, quindi di analisi del Sulcis Iglesiente, sia per quanto riguarda il patrimonio coreutico, musicale, ma anche dei suonatori, analizzare innanzitutto quella che è la delimitazione geografica del territorio da me analizzato, quindi in particolare abbiamo una cartina geografica a supporto che ci permette di notare come l'area di interesse si estenda da Flumini Maggiore, che praticamente è la parte più settentrionale, sino all'estremo meridione, quindi a Teulada, esclusione di Calasetta e Carloforte per motivi storici ben chiari. Come gran parte della Sardegna, nelle nostre comunità c'erano dei momenti in cui le danze venivano praticamente interdette, e questi momenti erano in particolare la Quaresima e dal Venerdì Santo sino alla Pasqua di Resurrezione. Ci sono delle occasioni poi in cui il ballo veniva concesso ed organizzato, che sono occasioni che giustamente sono comuni al resto della Sardegna. Quindi abbiamo sicuramente le feste patronali, le feste paesane, il carnevale e feste legate a quella che è la natura agropastorale della zona, quindi feste legate alla trebbiatura, alla tosatura, ma anche per esempio alla preparazione del pane per gli sposi, e ovviamente le feste familiari che si realizzavano durante tutto l'anno. Ho fatto una breve lista di quelle che erano le principali feste nel Sulcis Iglesiente, perché risultano di particolare interesse poiché rappresentavano dei veri e propri incontri tra tutte le comunità sulcitane e iglesienti, perché oltre a festeggiare particolari santi rappresentavano anche delle importanti occasioni, oltre che di ballo, di canto e di intrattenimento, anche per scambiare beni di prima necessità, quindi erano delle vere e proprie fiere mercato. Le fonti che io ho analizzato durante la mia ricerca sono di varia natura, quindi fonti scritte, fonti iconografiche e soprattutto le fonti orali. Sono appunto queste ultime le più numerose che hanno permesso di dare un quadro molto più completo di quella che è il patrimonio del Sulcis Iglesiente, quindi sia dal punto di vista dei suonatori, degli strumenti per l'accompagnamento del ballo tradizionale e ovviamente quelle che sono anche le peculiarità del ballo nel Sulcis Iglesiente. Sicuramente per quanto riguarda le Laumentas abbiamo tra le più importanti attestazioni l'opera di, forse dovremmo andare un po' avanti, nella diapositiva intitolata Iglesias, diverse informazioni soprattutto nell'opera di Vittorio Angius. Perché? Perché è di fondamentale importanza la centralità che veniva assunta appunto dalle Laumentas e dal suonatore delle Laumentas, sia per quanto riguarda l'accompagnamento del canto, del ballo, ma anche dei vari momenti religiosi. Quindi abbiamo delle attestazioni che riguardano tutta l'area del Sulcis Iglesiente, per esempio Iglesias, come possiamo vedere in diapositiva, ma anche altre realtà come Domus Novas, Sirri, Barbusi, e queste testimonianze ci hanno giustamente indirizzato
su quello che poteva essere la realizzazione del ballo, come diceva anche Tonio Spiga, un ballo molto, molto semplice che si realizzava in cerchio. E quindi poi giustamente quelle che sono le varie fonti iconografiche che si possono riscontrare oggi. Ovviamente in questa occasione mi sono limitata esclusivamente a quelle che testimoniano l'utilizzo delle launetas. In primis c'è una fotografia che raffigura appunto un bassorilievo che è presente nella basilica, nella catacomba della Basilica di Sant'Antioco, quindi nell'omonimo paese, che testimonia appunto già dal IX-XI secolo l'utilizzo di strumenti a fiato nel successivo eglesiente, quindi il suonatore bicalamo e l'istrumento bicalamo, e poi ovviamente delle altre rappresentazioni come per esempio l'opera di Biasi, Motivo di danza, che testimonia appunto un ballo tutto al femminile accompagnato dalle launetas. In questo caso ci troviamo nel territorio teolavino. E poi abbiamo delle altre foto importanti che sono relative però ad Iglesias, e in prima abbiamo appunto una fotografia di un ballo popolare eseguito in occasione di un carnevale è datata 1903, e successivamente quella che ho scelto anche come diapositiva iniziale della mia presentazione, che forse è la più significativa. È stata infatti fatta tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento in occasione dei festeggiamenti della Madonna del Buoncammino ad Iglesias. Perché è importante? Perché innanzitutto abbiamo il suonatore posizionato in ginocchio davanti al centro dei ballerini, e poi abbiamo i ballerini presi per mano che accennano al passo, quindi chiaramente è una delle foto forse più significative per quanto riguarda anche l'analisi dello svolgimento del ballo e soprattutto accompagnato dalle launetas. Poi ovviamente, come ho già anticipato, quelle che sono le fonti più importanti e più numerose sono sicuramente le fonti orali. Io durante le mie ricerche per la tesi di laurea, che poi stanno continuando anche adesso, ho avuto modo di raccogliere tantissime testimonianze di persone che hanno ballato da giovani, che hanno potuto vedere i genitori ballare o addirittura che hanno accompagnato con le loro musiche il ballo tradizionale. E queste testimonianze hanno praticamente ricoperto tutta l'area del Sulcis-Iglesiente. Vediamo che è stato grazie soprattutto al supporto di queste testimonianze dirette e orali che abbiamo potuto ricostruire quella che è la situazione dei balli diffusi nel Sulcis-Iglesiente. Abbiamo fatto una lista che non per importanza ma pone in prima posizione Sadanza, che era un ballo testimoniato in diverse località del Sulcis-Iglesiente e che era un ballo di coppia, quindi di coppia uomo-donna. Abbiamo poi ovviamente le varie interpretazioni possibili dell'accompagnamento alla launetas, quindi su viorassi, su punti organo, Sameliana Pipia, Fiuda Bagaria, comunque diverse esecuzioni che ci permettono anche di comprendere come anche nella nostra zona ci fosse una coscienza di quelle che sono le varie suonate e anche e soprattutto il fatto di poterle e saperle riconoscere e differenziare tra di loro. E poi ovviamente abbiamo quello che al giorno d'oggi magari è meglio conosciuto con il nome di ballo mauredino, ma che comunque gli anziani testimoniano e ricordano come su ballo nostro, su ballo sulcitano e con altre nomenclature che poi vedremo più avanti. Infine ho messo su ballo morfidan e su ballo teoladino, che sono invece due balli peculiari di Teolada, quindi che non hanno diverse differenze rispetto a quel passo che praticamente viene ovviamente con sfumature interpretate invece in tutta la restante area. E poi giusto per terminare quello che è il quadro dei balli diffusi nel Sulcis-Iglesiente, ovviamente si può fare un breve accenno ai balli cosiddetti civili, ma che elegantemente potremmo dire balli di importazione. In primis, e non a caso, la Monferrina. Perché? Perché l'area meridionale del Sulcis-Iglesiente è stata frequentata largamente dai piemontesi, che hanno portato quindi le loro danze. E poi ovviamente contraddanza, polka, mazurka, valzer, tango, che tutti noi conosciamo, e che però venivano interpretati anche dalle launetas, soprattutto la polka.
Ed infine, giusto per curiosità, abbiamo il gioco nel ballo, ossia degli intramezzi musicali, comunque delle pause musicali in cui nel ballo veniva interpretato un certo gioco, quindi non si parla assolutamente di ballo tradizionale, ma comunque sia di giochi, si può dire, che solitamente venivano fatti all'interno delle feste familiari, quindi su balli su sacco, si sposi, su scova, su sprigu e così via. Ma quello che a noi interessa oggi, e io ci tengo in particolare maniera a farvi presente, è quella che è la storia, ma soprattutto la coreotica del nostro ballo tradizionale, che può prendere diversi nomi. Su ballo garena, su ballo nostro, su ballo marredino o samarredina, su ballo sardo, ballo sulcitano, comunque sia diverse nomenclature per riferirsi ad uno stesso passo che ovviamente presenta delle differenze o delle sfumature sia nella realizzazione del passo ma anche dal punto di vista della musica. Perché? Perché ciascun suonatore poi faceva suo il ballo, lo interpretava e lo personalizzava. È interessante, anche rifacendomi al discorso di Antonio, vedere il primo nome, Subale Garena. Perché? Perché forse appunto è la forma più originale del nostro ballo e del ballo tradizionale. Si chiama Ballet Garena appunto perché i ballerini ballavano uno concatenato all'altro, quindi presi a braccetto. Per quanto riguarda poi quella che è la collocazione dei ballerini e quindi il luogo di realizzazione del ballo, ovviamente abbiamo quelli che sono diffusi in tutta la Sardegna. Il Sagrato della Chiesa, quindi in Piazza Egresia, nella piazza di Savrazia e Ballusu, perché molto spesso c'era una seconda piazza dedicata a questi tipi di sollazzi, oppure negli spazi chiusi, come ho già detto, negli stanzoni. Con una slide molto semplice ho cercato di far capire poi anche quale potesse essere la collocazione anche del suonatore rispetto ai ballerini. Il suonatore poteva collocarsi al centro dei ballerini, come nelle immagini che abbiamo visto prima, altrimenti poteva collocarsi a un lato o in quello che poteva essere una rudimentale forma di palcoscenico, quindi praticamente su un tavolo, su una sedia, e lì veniva posto il suonatore. Ma ciò che più ci importa sicuramente sono le peculiarità del nostro ballo, che poi vedrete realizzate più avanti. Innanzitutto un carattere coesivo ed inclusivo. Cosa vuol dire? Potevano partecipare al ballo sia uomini sia donne di qualsiasi età, quindi non c'erano delimitazioni né di età né di sesso. Cosa caratterizzava il ballo? L'andamento circolare, un andamento circolare che però poteva subire delle variazioni. Perché? Perché in particolari momenti del ballo, ovviamente indicati dalla variazione musicale, ci potevano essere delle avanzate. In pratica noi possiamo far corrispondere, perlomeno per quelli che sono i ballerini più esperti dell'epoca, ad una variazione musicale, quindi ad una furias, la famosa zintrara, quindi l'avanzata all'interno del cerchio. Però non era una prerogativa di tutti, e questo l'ho potuto comunque confermare dalle varie interviste, perché praticamente era concessa l'avanzata soltanto a chi conoscesse realmente la musica, la scala musicale, quindi le sue variazioni, potesse anche, tra virgolette, anticiparle. Una curiosità: a Sant'Anna-Resi, dove il ballo è ancora vivo, il ballo tradizionale è ancora vivo, soltanto 3 ballerini intorno agli anni 50 si potevano permettere di compiere le avanzate. Un'altra particolarità è sicuramente la presa. In alcune zone del Sulcis abbiamo la presa a braccetto, come vedrete questa sera. In altri casi invece una presa come quella che avete visto da Antonio, quindi il braccio che cade lungo i fianchi. Infine, tra le particolarità abbiamo sicuramente una continua vibrazione del passo, che sicuramente lo caratterizza, e poi anche dei momenti particolari che sono associati ovviamente alla musica, che può essere più coinvolgente o magari ritmicamente più allegra, laddove si diceva che i ballerini arricchi in tanta, quindi che rallegravano il ballo. Oppure un'altra caratteristica è Suburri a Gallo, che è testimoniato soprattutto nella zona di Siri, e che consiste
consiste praticamente nel poter battere il piede, quindi battere il piede magari a conclusione del ballo. Tra le altre particolarità poi vedrete che è un ballo veramente estremamente semplice, composto, in cui non sono presenti giri né fronzoli né fioriture, bensì soltanto delle avanzate. Giusto per dare un'idea di quella che è la realtà dei suonatori, al posto delle diapositive in cui praticamente sono citati tutti i suonatori testimoniati e nati tra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento, e una idea di quelli che sono invece i costruttori delle villa Onetes presenti nel Sulcis, poi una breve sequenza di quelli che sono i principali suonatori dell'isola. Non so se sì, lo mandiamo in sovraimpressione così nel nostro schermo. Nel frattempo chiamiamo Fabrizio Rosas da Doglianova, un altro giovane che imbraccia le Launetta. Fabrizio suonerà per, aiutaci, non sai,